Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un'importante opportunità per le nostre imprese, il Fondo Veneto Energia, sezione efficientamento energetico imprese, che è stato promosso dalla Regione Veneto e finanziato con risorse del PR Veneto FESR 2021-2027. Con noi abbiamo il dottor Matteo Damin di G-Local Servizi alle Imprese SRL, che ci farà capire come funziona il bando e diciamo, chi può beneficiare dell'agevolazione e come si può accedere ai contributi. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Matteo, qual è la finalità principale del Fondo Veneto Energia di cui stiamo parlando? Il Fondo Veneto Energia nasce per aiutare le imprese venete a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, promuovendo anche l'uso di energie rinnovabili. In sostanza sostiene investimenti che rendano le aziende più efficienti, sostenibili e competitive nel lungo periodo. Matteo, chi sono i beneficiari ammessi e quali sono i requisiti principali per poter accedere al finanziamento, al bando? Possono partecipare tutte le micro, piccole e medie imprese, comprese le cooperative e anche professionisti con sede in Veneto. È necessario avere la sede operativa oggetto dell'intervento in Veneto ed essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi. Che tipo di agevolazione viene concessa e con quali caratteristiche? Allora, il bando prevede un mix di agevolazioni, quindi un finanziamento a tasso agevolato fino al 100% dell'investimento totale ammissibile, che è composto da una quota che è per metà a tasso zero e per metà è a tasso convenzionato con la banca prescelta, dall'impresa che fa la domanda. L'altra parte di agevolazione è composta da una sovvenzione a fondo perduto che è pari al 20% dell'investimento totale ammissibile. C'è un importo massimo, un importo minimo dell'agevolazione? Sì, esatto. Allora, l'importo esatto dell'aiuto varia in base alla dimensione dell'impresa e al tipo di intervento previsto. In ogni caso, la sovvenzione a fondo perduto minima ammonta a 20.000 euro, mentre quella massima teoricamente ottenibile è di 200.000 euro. Quali tipi di spese possono essere agevolate? Sono messe spese per opere di efficientamento degli immobili, delle sedi operative, quindi come coibentazioni, serramenti, o anche l'efficientamento degli impianti dell'azienda, quindi l'acquisto di nuovi macchinari, impianti a basso consumo, tutto questo in sostituzione di macchinari, impianti di proprietà. Sono messi anche servizi tecnici e diagnosi energetiche. L'impianto fotovoltaico è ammissibile, solo però se vengono fatte spese nelle categorie che ho appena menzionato. Rientrano tra le spese ammissibili anche i sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi. Vediamo un po' adesso la parte che preoccupa un po' più le imprese, cioè la parte burocratica. Come si presenta la domanda e quali sono i canali previsti per la presentazione? La domanda si presenta online sul portale di Veneto Innovazione, che gestisce il fondo per conto della Regione Veneto. La procedura a sportello significa che le domande vengono valutate in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Quali sono i tempi per realizzazione e la rendicontazione dei progetti? I progetti devono essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo. Ricordo che gli investimenti possono essere avviati anche solo dopo la presentazione della domanda di agevolazione, non prima. Noi abbiamo parlato, diciamo, di agevolazioni, quindi di bonus, possiamo dire, di natura finanziaria, ma oltre questo, che tipi di vantaggi ottiene un'impresa che fa questo tipo di interventi beneficiando di questa agevolazione? Sì, questo è un bando che offre, possiamo dire, un doppio vantaggio. Da un lato aiuta le imprese a tagliare ovviamente i consumi, le bollette e dall'altro le rende più moderne e sostenibili. Chi investe in efficienza energetica oggi, riduce i costi, migliora le proprie performance ambientali
e acquisisce un'immagine più competitiva e credibile sul mercato. È una scelta che conviene subito e prepara il futuro della transizione verde. Matteo, secondo te, noi come ACE e voi come G-Local Servizi, come potete aiutare le nostre imprese ad accedere a queste agevolazioni? Allora, il nostro ruolo è accompagnare le imprese in tutto il percorso, quindi dall'analisi iniziale, alla presentazione della domanda fino alla rendicontazione finale. In pratica semplifichiamo la parte tecnica e burocratica per permettere alle aziende di concentrarsi sugli investimenti e ottenere il massimo dal bando. Matteo, io ti ringrazio te, ringrazio G-Local Servizi per la vostra consueta, diciamo, disponibilità nell'illustrare alle nostre imprese quali sono le opportunità offerte, diciamo, dai bandi regionali e quelli nazionali per la finanza agevolata. Ti do appuntamento alle prossime news, alle prossime informazioni e ricordo tutti questo bando che può essere d'aiuto per, diciamo, per una scelta di sostenibilità, ma anche come una leva strategica per la crescita delle nostre imprese. Ti saluto, ciao Matteo, Grazie Giustino, a presto, grazie a voi. a voi, ciao.